Invisible Man. Buonasera amici di Scratch e benvenuti a questa puntata, anche oggi interamente dedicata al ciclocross. Io domenica non c'ero nei campi di gara, quindi Nicola, lascio la parola a te perché insomma eri lì sul posto. Ero là, cara Eleni, ho lavorato tantissimo perché si potesse fare questa gara. Come Mi sono messo la mattina di buon'ora presto a attaccare sugli striscioni, ho fatto quasi tutto io, cosa dovevo farci? No, dai, a parte, scherziamo. Sarai rimasto dentro il camper come al solito. Non è neanche vero, Elenia, queste sono le cattiverie che adesso quando mi trovano in giro nei campi, ma è strano che sia fuori, sono sempre stato fuori, però devo dirti la verità, ho cominciato a respirare un po' di più lo spirito del ciclocross. Si sa, Zussa è uno che sa fare e sa organizzare e quindi già questo gap l'abbiamo sentito un po' minore rispetto ad in altri siti. Quindi devo dire complimenti agli organizzatori, forse ecco l'unico rammarico che negli Elite ce n'erano pochi di corridori e quindi e cosa vuoi? Il piatto piange quando ci sono le categorie superiori e non so se poi dopo l'analisi sia da dare colpa agli organizzatori oppure al sistema che in qualche maniera è cedevole. Abbiamo Enrico Polo che bene o male, intanto ti salutiamo Enrico per essere con noi, sei colui che in qualche maniera sta sostenendo anche economicamente questo trofeo di ciclocross. Allora si dice tante volte, purtroppo gli Elite mancavano ieri, però non credo che sia una questione di trovare le colpe, è il sistema che forse sta scricchiolando. Che sta crollando sulle categorie superiori, perché vediamo anche corridori che avevano nome, tipo Cominelli, ho chiesto a Leileni adesso, si trova senza squadra, non corre più, non so per quale motivo, potrebbe anche correre agganciato a una società normale, non bisogna mica correre con una squadra professionistica per venire a fare il ciclocross, si può fare in qualsiasi maniera, solo che la carenza è palpabile. Già da 2 o 3 domeniche vediamo che la categoria Elite Under partono in 7-8 corridori, perciò anche per il pubblico penso che la gara clou, che è quella degli Elite, vedere 8 corridori che partono, torniamo indietro di 30 anni fa quando correvo io e le gare di ciclocross sono state eliminate nel Veneto perché partivamo in 6. Tra poco arriviamo a 6 e penso che dopo 6 basta. Adesso vediamo un po' di immagini dei giovanissimi, no? Come al solito qui abbiamo visto Tommaso Dalla Valle che ha una grande passione, questo ragazzo vince da quando era G1 e quindi potrebbe essere un buon atleta per il futuro, così come Polano Gioele, Sergiano Giovanni, Felice Manuel, Cover, Fontana, Rela, Zanandrea, Ferro, Fratti, li ho voluti nominare tutti e 10, però l'abbiamo detto già in altre occasioni Ilenia. Parlava di Cominelli, mi ricordo anche Silvestri, insomma ce ne sono tanti di ciclocrossisti che sono diciamo così disoccupati, potrebbero trovare veramente qualcosa di più. In Svizzera insomma i corridori li pagano. Sì, c'è un altro tipo di pagano, è un altro tipo proprio di mentalità, perché ovviamente per avere un parterre di atleti di un certo livello, ieri eravamo ospiti, era la gara organizzata dai fratelli Flukinger, quindi il secondo e il terzo del mondiale di mountain bike, quindi c'erano dei pezzi da 90, Ralph Neff, campione mondiale di XC Eliminator, c'era Windhaber, c'erano dei crossisti insomma, che arrivano ai primi 10 in Coppa del Mondo e anche noi donne, c'era la campionessa europea Leumann, Jasmine Eckermann, la Schwarzer, cioè c'erano 4-5 nazionalità per ogni gara. Però è ovvio. Giochiamo con le immagini adesso Elenia, perché tu stiamo guardando poi i G6 che hanno 12 anni e in Svizzera invece bambini di 5-6 anni che addirittura vanno in bicicletta a piedi, si può dire. Esatto. Sfruttando la forza cinetica della spinta. Questa volta mi è venuta un po' l'idea, avevo solo il telefono dietro perché ne avevo già parlato, però giustamente se io non vi porto, vi faccio vedere cosa c'è realmente in Svizzera, molti che non sono nati non sanno. Ecco, quei bambini che vedete con i tricicli sono in gara, hanno un loro numero con il loro nome, ovviamente sono percorsi piccolissimi, però all'interno della giornata non c'è solo quella gara lì,
Prima hanno fatto le gincane, ma delle gincane, non ho fatto le immagini, ma la prossima volta che vado ve le faccio, su delle cose che se le facciamo fare qua in Italia, i genitori, no, si fanno male, eccetera. Cioè saltavano in tronchi, bambini, 5 anni. Allora è normale che poi vengano su con una mentalità diversa. Mi viene un'idea, Enrico, perché noi siamo anche dei promoter, dei comunicatori, no? Allora, intanto in Svizzera, approfittando di questi bambini, si portano i genitori, i nonni, e quindi io tante volte dico vado a fare delle gare per giovanissimi e trovo più pubblico che nelle gare di elite su strada normalmente, no? Quindi si approfitta per portare un certo spessore a livello di pubblico, si potrebbe sfruttare anche qua, non è una cosa da dire fantascientifica, è una cosa che si potrebbe già attuare. Ma qui abbiamo personaggi che ci danno anche contro se magari mettiamo un paletto da far saltare a sti ragazzi. Io l'anno scorso sono andato in difficoltà con il commissario tecnico per una tavola, perché mi ha detto togli la tavola, se no i giovanissimi non ce la fanno a saltare. Ho detto guarda che una tavola basta che si fermino, la saltano, vanno di là, probabilmente sono anche contenti di fare un piccolo saltino, non vedo nessuna difficoltà in queste cose. E purtroppo noi abbiamo la mentalità, si fanno male, stai attento, stai qua, stai là. Quando non mettiamo ostacoli veramente cattivi, cioè spigoli di marmo, che li ho visti in giro al sud, ho visto spigoli di marmo sulle corse io, e lì tutti tacciono. Da noi mettiamo una tavola, succede un putiferio. Noi non vogliamo dare indicazioni, perché Ilenia, insomma, la gente farà un po' come vuole, voglio dire, noi cerchiamo soltanto di far vedere delle differenze che potrebbero essere propedeutiche anche per coloro che... È una differenza che finché non si vede non si conosce. Allora quello che non si conosce per sentito dire una cosa, come il percorso di ieri in Svizzera, noi in Italia un percorso così ce lo sogniamo, è un percorso duro e tecnico, e poi ci lamentiamo che quando si va fuori gli italiani fanno fatica, è normale. Però... E già ieri abbiamo visto un percorso di quelli che un po' si avvicinano, un terreno anche abbastanza insidioso, pesante. Beh, oddio, sono due cose che non si possono paragonare, perché lì eravamo a 500 metri sul livello del mare, c'era una rampa da fare a piedi così, e una rampa così in contropendenza, quindi fatta così, ho fatto le immagini, poi magari li vediamo, da fare in discesa, e poi c'era tutto il resto, c'era il ponte artificiale, c'erano dei bunny hop da fare, dei salti artificiali. E un'altra cosa che l'abbiamo sempre detto, hanno creato una cucina da campo, e dentro la palestra, perché eravamo vicino a una scuola, dentro la palestra c'era gente che mangiava e beveva dalle 10 di mattina fino alle 7 di sera, con la banda che suonava, 10-12 gare dalle 10 di mattina fino alle 4 che hanno finito, e veramente pienone di pubblico, festa. Allora, la festa, mi pare di aver capito che la festa è per il ciclocross, ma non è la festa dove il ciclocross accompagna un'altra festa, che è una cosa ben diversa. È la festa per il ciclocross, cioè si organizzano per far da mangiare e far da bere, anche cose calde, perché comunque ieri abbiamo corso, c'erano 2 gradi quando ho corso io alle 10 di mattina. Però noi abbiamo corso alle 10 mattina e c'era già gente, e c'è stata gente tutto il giorno, perché questi giovani... Noi ci auguriamo, io credo che la vocazione dell'Italia sia la vocazione del ciclocross, perché non siamo tanto lontani, stiamo parlando di 25-30 anni fa, quando il buon Zamprogna portava migliaia di persone a Scorzea Silvelli, io ricordo perché le facevo con il povero compianto Mimmo Fusco per la RAI, insomma c'erano tantissime persone. Ho cominciato a seguire il ciclocross, mi ricordo il Super Prestige a Silvelle, me lo ricordo. Ed era veramente pieno di gente. E adesso veramente mi piange il cuore quando vedo gare così. Però bisogna anche sostenere fortemente Salvatore, che si impegna molto. Sicuramente, quello sicuramente. Anche per lui stesso sarà un oggetto di riflessione. Però noi crediamo che questi consigli possano poi implementare, perché vogliamo che il prossimo anno Enrico Polo sia contentissimo di risponsorizzare la causa del ciclocross, sempre in maniera, diciamo così, migliore. Sicuramente io sto dando dei consigli anche a Giacomo, perché frequento i campi del ciclocross dal 1966 assieme a Renato Longo, perciò ne ho visti di tutti i colori in giro per il mondo, Veneto, dappertutto. Ieri per esempio assieme a Renato Longo abbiamo individuato, io secondo me, un grandissimo talento, che è quella ragazzina là del Jumps Bike, che non so se è un esordiente. Io l'ho vista pedalare assieme a Renato Longo, ho detto guarda, veramente un talento naturale, perché correva con certosina qualità, cioè guardava dove passare, andava a cercare i tragitti più semplici. Ma sono d'accordo, io credo che pedalava in un modo bellissimo da vedere.
e noi i talenti nel Veneto li abbiamo. Certo. Solo che non si riesce di capire perché dopo una certa età junior Certo. sparisce tutto. E l'abbiamo già detto tante volte. Adesso andiamo via con le immagini, con la gara esordienti e allievi. Facciamo un blocco doppio e così poi rientriamo in studio. E anche là abbiamo visto come Michele abbia migliorato anche la sua postura in bicicletta e sia andato come un treno. Andiamo a vedere con le immagini. E dopo la pioggia della scorsa settimana, oggi un cielo abbastanza, diciamo, non serenissimo, ma comunque una giornata dove non minaccia pioggia e tante defezioni per il trofeo, diciamo così, il trofeo di ciclocross a livello nazionale e le gare in Svizzera. Infatti qua manca proprio Ilena Lazzaro e mancano anche tanti capi classifica a partire proprio, diciamo, dagli juniores in su. Allora Ilenia, qua partiamo con gli esordienti, abbiamo la Casasola chiaramente, però mancano alcuni capi classifica anche qua. Sì, mancano ovviamente i ragazzini tipo Bassani e compagni, però ovviamente già comunque, nonostante le concomitanze, un bel numero di partecipanti, 35-36 ragazzini, abbiamo visto subito in partenza una piccola caduta, insomma sono cose che succedono, e eccole qui anche le donne esordienti con la Casasola sempre molto pimpante, e apro e chiudo una parentesi, le altre due ragazzine, la Iaccheri e la ragazzina toscana, hanno fatto molto bene al Giro d'Italia, quindi buono. Complimenti a loro, ma complimenti anche un po' a queste zone. Allora qua siamo già nel Trevigiano e qua già si respira l'aria del ciclocross e abbiamo visto, diciamo così, un pubblico che è abbastanza rincuora e mette anche un po' di buon umore agli organizzatori. Perché qua la cultura, bene o male, del Trevigiano, del ciclocross resta comunque tra le più positive. Sicuramente io ho avuto la fortuna di vincere in questa gara qui a Salvatoronda qualche anno fa, è sempre stata una gara di quelle molto seguite. Qua vediamo che si mettono in evidenza, ma non sarà soltanto una questione di giornata, è già la seconda settimana consecutiva che sia Raccani ma anche Zana si danno il cambio ai vertici della classifica, cioè ai vertici della gara. Infatti qua sono partiti a sprombattuto, stanno facendo gara a sé stante. Questi sono, a parte Zana che è campione italiano, però nel vivaio della scuola ciclismo Piovene Rocchette hanno due fuoriclasse. Beh, sicuramente sono partiti un po' in ritardo, ma giustamente avranno riposato dalla stagione su strada e come ho sempre detto il campionato italiano è alla prima settimana, la seconda settimana di gennaio, quindi essere già pimpanti così secondo me cresceranno ancora, quindi saranno veramente avversari temibili per gli altri. Infatti Filippo Zana sta conducendo questa gara a loro riservata, Mattia Raccani insegue, però insomma si danno il cambio. Casasola l'abbiamo vista bene, ma anche De Vettori. Qua vediamo invece purtroppo un po' isolato e un po' indietro la maglia di leader della classifica che ha avuto un incidente in partenza. Sì, sono cose purtroppo che succedono, ovviamente poi anche vediamo come questo tratto crea un po' di problemi a questi ragazzi che magari non sono ancora così avvezzi a saltare questi piccoli pezzi con la bici o in spalla o comunque fuori da bici. Casasola invece insomma ha già un bel margine sulle altre ragazzine, insomma sono percorsi che ci stanno, ci vogliono anche questi percorsi perché imparino questi ragazzi insomma ad andare con la bici da ciclocross. Vedi, non è facile perché poi magari ti impigli, la bicicletta sprofonda, le scarpe sprofondano e quindi insomma è mestiere, ecco. Noi ringraziamo tanti gli appassionati che dicono che sono delle belle riprese, infatti questa piccola ripresa che abbiamo visto dall'alto ci dà un po' la dimensione di quello che è la pratica del ciclocross e che queste un po' creative, ma ti danno l'idea insomma del ponte, delle scale, della fatica che devono affrontare i corridori, insomma anche questo vuol dire cercare di essere all'interno della notizia. Sì, bello quest'anno questo inserimento di questo ponte e insomma bravi gli organizzatori, sono cose che normalmente in Svizzera sono ogni domenica, questi ponti artificiali e creano anche un po' di suspense, insomma anche bloccano un po' una gara che potrebbe essere tutta dritta, tutta monotona, fanno sì insomma in modo di cambiare un po' il ritmo, ecco. E qua vediamo proprio Mattia Raccani del Piovene Rocchette
che replica alla vittoria della scorsa settimana di Zana. Zana è in seconda posizione, mentre Lorenzo De Vettori si attesta al terzo posto, poi di seguito Micheletto, Rigo, Pietrobon, Consolaro, Rizzo, Brancati e Repino. Questa è la classifica dei primi 10 degli esordienti. Invece per quanto riguarda le femminucce, tra poco le vedremo. Qua intanto vediamo un attapirato Brancati, il quale ha avuto veramente delle grandi difficoltà all'inizio, e qua vediamo la Casasola. Ecco, Sara Casasola insomma rivince anche questa volta e consolida il primato su Jessica Raimondi, Nicole D'Agostin, Grosso Naglia e Matilde Bolzano. Queste sono alcune ragazze giovani che sono appena entrate all'interno del trofeo e che speriamo di vedere anche da qui fino alla fine della stagione. E noi sicuramente gli diamo il benvenuto. Lorenzo, terza piazza, oggi è una giornata particolare, qua un po' c'è il gota del ciclismo, sarai contento? Sì, sono molto contento, anche all'inizio ci sono ribaltati, quindi abbiamo approfittato per prendere un po' di margine e poi l'ho mantenuto, e confronto a questi due alieni non ho potuto farci niente. Due alieni, pensa cosa ha detto Raccani, due alieni. Sono molto felice della mia prima maglia, ringrazio i miei compagni di squadra che probabilmente senza di lui non ce l'avrei fatta, e i miei due allenatori, Paolo Serma e Giuseppe Del Santo. Zana, mi fate i favori, settimana scorsa ha vinto lui e adesso hai vinto tu, adesso ha vinto lui. Sì, ce li scambiamo, se possiamo ce li scambiamo, se non possiamo chi ne ha di più va. Vi trovate bene nel ciclocross? Sì, ci troviamo bene nel ciclocross, sia in ciclocross sia in strada. Bene, con le immagini tanto un saluto a Bigliani, mi pare, e Sport City, Francesco, che ci ha raggiunto. Io personalmente ho piacere per Francesco Bolgan, perché continuo a dire che la sua rivista a me piace tantissimo, ma non soltanto perché siamo amici, anche perché sono quello che ha creduto in più di tutti nel Gran Premio Comunità Montana, mettendo fotografie e qualche articolo. La gente apprezza questo, ma questo è un mio personale giudizio al quale non certo aspetto il codazzo, però credo che sia un momento in cui si può far sistema, il sistema per poter portare anche tanti corridori. Io credo, Ilenia, che le concomitanze lo scorso anno hanno fatto pagar dazio al Trofeo Triveneto, questo anno vedendo anche tanti corridori un po' meno. Sì, questo sicuramente, poi teniamo anche conto che le prime due tappe del Giro d'Italia erano al sud Italia. Io spero che non paghi dazio la tappa di domenica prossima, perché poi quando ci troviamo e ci scontriamo con due gare a distanza di 200 km, quello poi va a creare un po' di problemi. Però anche in questa categoria 45 partenti totali tra allievi primo anno, secondo e donne è molto buono. Abbiamo visto anche la campionessa italiana Silvia Da Piaz, che insomma è venuta da Tirano, che da Sondrio, quindi non male, e mentre la gara l'abbiamo vista già con Edoardo Nicole, pimpante, il ragazzo si è sbloccato e si vede che si è sbloccato e quindi già davanti alle prime tornate. Altro che sbloccato, è partito veramente con una pedalata incredibile, molto leggera, sta andando veramente molto forte. Io ero lì presente alla gara e ho visto veramente un Nicole che volava letteralmente. La Silvia De Piaz, la mamma mi ha promesso dei pizzoccoli qualora vincesse la figlia, per cui insomma io nel mio piccolo, per interesse, tifo De Piaz. Vlas Andrei, per quanto riguarda gli allievi al primo anno, si è attestato in prima posizione, seguito da Davide De Bellis e da Pos Riccardo. Quindi questo qua è per quanto riguarda la classifica degli allievi al primo anno. Abbiamo detto bene Nicole, che sta facendo gara a sé stante, mentre Cristian Buttò, Edoardo Ferro e gli altri, Molinari, Brianti e Vlas, stanno cercando di arrancare per diciamo così, accorciare il gap che è venuto a crearsi. Anche qua difficoltà, questi ruscelli di acqua che sicuramente sarà un deposito della settimana scorsa, creano quel pepe, creano quelle condizioni quasi da avvicinarsi al nord. Esatto, creano quel pepe che permette alla gara di non essere un drittone, ma questa gara non è mai stata un drittone. Io mi ricordo anche quando ho vinto io c'erano sempre questi fossi da saltare, insomma è un misto e ben vengano insomma questi percorsi. Ovviamente oggi per fortuna non ha piovuto, almeno una prima gara senza pioggia. Qui vediamo ancora Nicole nettamente al comando, buona la sua pedalata, sì, agile, però sta spingendo, insomma sta andando forte, mentre qui vediamo un ragazzino che probabilmente ha avuto qualche problema, la bicicletta è sparita, sta andando a piedi, e tutti gli altri dietro a seguire. Quindi abbiamo De Bellis, Vlas, che sono della categoria degli allievi al primo anno, Buttò e Ferro per gli allievi del secondo anno dietro a Nicole.
Infatti quello che ha buttato via la bicicletta era Matteo Fedrigo del Fontana Fredda, quindi un momento di stizza, bella la pedalata della campionessa italiana De Piaz, ma abbiamo detto che bene anche si sta comportando la Chiara Zanettin, che in effetti manca la Sofia Beggin, ma lei sta partecipando in maniera molto molto appassionata a questo trofeo Triveneto e sicuramente vuole porci lei il sigillo. Bravissima come al solito la Camata, a me piace da morire questa ragazza in bicicletta perché ha una grinta incredibile. E qua ancora Michele. Sì, Michele, guarda la differenza con cui ha affrontato anche rispetto alla Zanettin, no? L'ostacolo, si vede che si sta allenando molto bene a livello tecnico e bello vedere anche tutte queste ragazzine insomma, che sono qui oggi presenti perché insomma, secondo me le categorie giovanili non hanno risentito per niente delle concomitanze. Ecco. Abbiamo visto Sara Bondavalli prima, poi abbiamo visto anche Lisa Nalter e qua via via tutto il gruppetto delle migliori, anche Giulia Betz abbiamo visto della Girelli Cicchi della Rosa, e qua è ultimo giro e quindi già campana, ma già fase conclusiva per un imperiale, dobbiamo dire la verità. Edoardo Nichele che vince e straconvince, appena doppiata era la De Piaz Silvia. E poi per quanto riguarda sempre gli allievi al secondo anno, buttò ferro Molinari Brianti. Poi abbiamo Vlas, De Bellis, Da Pos, Pellizzercesca. Per quanto riguarda gli allievi al primo anno, Vlas Andrei, De Bellis, Da Pos, Pellizzercesca, Dorigoni Biasia, Marchetti, Zurlo Matteo e De Santa Lorenzo. Per quanto riguarda le donne allievi abbiamo visto Silvia De Piaz, su Letizia Borghesi, Ludovica Camata, Chiara Zanettin che conserva la maglia, Sara Bondavalli, Aurora Marchetti, Giulia Betz, Jessica Macor, Isabel Bellante e Alessia De Bellis. Mi fa piacere che le hai citate tutte perché alla fine vanno citate, perché il sacrificio che fanno è per tutti uguale. Qua intanto vediamo proprio la Zanettin Chiara che si attesta in quarta posizione, porta un po' di punti importanti sul suo carniere e quindi si distanzia leggermente dalla Sofia Beggin, la quale abbiamo capito che tenta forse gli italiani e userà questo trofeo Triveneto proprio come palestra, diciamo, di allenamento, Ilenia. Sì, probabilmente sarà questo l'obiettivo della scuola ciclismo Vo. Alcuni corridori che devono terminare. Campionessa italiana, oggi sei qua nella patria del ciclismo e oggi del ciclocross. Una bella vittoria e credo che questa sera i pizzoccheri saranno tuoi. I pizzoccheri forse no, ma sono contenta perché vengo da un periodo duro e una vittoria è una bella cosa. Che ti ha dato morale? Sicuramente tanto. Anche in vista degli italiani. Sicuramente. Seconda classificata, insomma un bel risultato davanti a una campionessa italiana. Sì dai, sono soddisfatta perché nelle ultime 2 gare non sono andata tanto bene, forse anche per il percorso che non ero tanto adatta per quel percorso, invece in questa gara ho fatto una bella prova. Tu sei un idolo perché comunque vesti questa maglia e ci stai tenendo parecchio. Sì, cerco di tenerla il più possibile, anche se oggi è andata così, ma mi va bene lo stesso. Sogni l'italiano? Sì, chi non lo sogna l'italiano, però speriamo. Ben rientrati in studio, allora abbiamo visto proprio queste gare, parlava proprio prima di questo piccolo contributo da Godega di Sant'Urbano, Bibano di Godega di Sant'Urbano. Allora parlavi della Casasola, infatti è una ragazza che in tanti altri commenti mi ha detto come si prende la bicicletta in spalla, come sa anche interpretare il ciclocross in diversi... Per l'età che ha è una ragazzina che sembra già rodata da tanti anni, invece è all'inizio, quindi probabilmente ha proprio una predisposizione per il ciclocross. Ecco, in tante occasioni abbiamo detto poi dopo gli juniores c'è un grande buco, no? Abbiamo capito come si parla di multidisciplinarità, abbiamo sentito, poi sentiremo anche un frammento che è venuto Renato Di Rocco a trovarci, quindi faremo sentire alcune cose che ha da dirci. Adesso siamo in campo elettivo, quindi sono tutti quanti buoni a dire tante cose, no? Però bisogna dire che la multidisciplinarità deve essere anche congegnata ad un'offerta, l'offerta della pista deve essere più affascinante, come lo stesso l'offerta del ciclocross dovrebbe affascinare di più non soltanto i corridori ma anche i direttori sportivi. E allora qua io non so esattamente quale sia la ricetta, Enrico. Io penso che la federazione in generale
dovrebbe, non dico imporre, ma creare dei direttori sportivi, dei corsi particolari per le specialità del fuoristrada, per le specialità di pista, oltre alla strada, alla solida strada. E non voglio dire quasi obbligare le società degli elite, degli under a portare gli atleti a correre, però incrementare, dargli dei punteggi particolari che possono svilupparli. Questo dei punteggi mi interessa, il punteggio adesso, un ciclocrossista o un pistar non prende punteggi, ma allora, se si parla di multidisciplinarità, questa è una domanda che ti faccio a te, ma io non ne so nulla, e allora devi dare chiaramente autorevolezza a quel tipo di disciplina e quindi credo che sia giusto dare dei punteggi che vengono assommati poi per la graduatoria. Sicuramente ne avevamo parlato quando è venuto Enrico Franzoi, c'è questa proposta in seno all'UCI per il World Tour. È una proposta, speriamo sia poi accettata, dove appunto anche i crossisti o i pistard portano punti per accedere al World Tour. Allora in quel punto lì è un incentivo, non è un obbligo, e quindi non essendo più un obbligo ma un incentivo, probabilmente innanzitutto si vanno a scegliere le persone valide, certo, non quelle che pagano o quelle che non meritano. Okay? Ecco, qua dice una cosa, infatti prendo la palla al balzo per lanciare un frammento di intervista che abbiamo fatto a Renato Di Rocco, il quale sinceramente io dico può succedere di tutto, a gennaio si vota, poi voglio dire ognuno vota chi vuole, guai con ste deleghe che sono veramente qualcosa di francamente ridicolo e anche un po' triste, però lui dice una cosa, l'Italia con il discorso dell'antidoping che parte da prima ci siamo fatti ridere un po' da presso, adesso siamo avanti rispetto all'Europa, anche perché il caso Astana credo che sia sotto gli occhi di tutti, credo che lo scandalo più grosso forse quest'ora è fuori dall'Italia, l'Italia abbiamo fatto pulizia, ci sono tante anime che giustamente tutte quante possono pensare quello che vogliono in democrazia, ci mancherebbe, però un passo avanti lo ha fatto e voglio sentire proprio dalle parole di Rocco quello che ci dice proprio in questo frangente. Esco dall'Assemblea Provinciale di Treviso, mi ha fatto molto piacere la presenza, la partecipata di tantissime società. Siamo stati attenti ad ascoltare perché per noi l'Assemblea è l'organo sovrano, per cui tutti gli elementi e tutti gli indirizzi, anche le critiche che vengono, io chiedo in senso di collaborazione e di contribuzione, in senso polemico, ormai sono abbastanza stufo perché poi molto spesso le polemiche sono sempre fatte dalle stesse persone che appaiono e rivengono fuori solo la scadenza elettorale, per cui non le vedi sui campi di gara, non le vedi quando c'è da lavorare a sostegno o vicino a società sportive come questa, per cui onestamente ne sono uscito soddisfatto. La provincia di Treviso per numeri e per qualità organizzativa non è seconda a nessuno, se facciamo la statistica dei numeri è sicuramente il terzo comitato regionale in assoluto, per cui tutto rispetto. Per fortuna da Treviso sono stato sostenuto la prima volta. Questa mattina mi hanno riconfermato il sostegno, fermo restando che ci dobbiamo assumere anche noi le responsabilità. Presidente, siamo in clima chiaramente elettorale, io non nascondo il fatto che la conosco da tantissimi anni e lei non si è mai permesso né in clima elettorale né preelettorale di parlare male di nessuno, ma io le faccio una domanda molto provocatoria, ma lei ha proprio bisogno di questi soldi della Federazione Ciclistica Italiana per mantenersi oppure ha una passione che è quel quid in più? Ma io non prendo soldi come nessun dirigente del ciclismo italiano, anzi devo dire, siccome a me il ciclismo ha dato emozione, mi ha dato anche una carriera professionale di grande livello, non nascondo che tutte le campagne politiche non costano spese federali, perché mi dovete dare atto che il sito, che è l'unico strumento di comunicazione, non viene utilizzato assolutamente per Di Rocco. È un sito istituzionale che non fa concorrenza alla grande qualità delle riprese televisive che fate voi, che fai te in particolare con il tuo staff, e vi dico grazie in assoluto perché siete bravi e competenti, avete professionalità veramente di altissimo livello, per cui non uso gli strumenti della federazione. Partirà la mia campagna dal 21 di questo mese, per cui ho aspettato che il massimo delle gare venissimo svolte, ho guardato un po' tutti gli indicatori di adesione, perché continuare a spaccare il ciclismo non è divertente. L'argomento
che sicuramente crea più polemiche è quello delle premiazioni dei giovanissimi o quello del fermo dell'attività diversificata. Ne prendiamo atto. In quel momento il Consiglio federale, soprattutto il Presidente, doveva dare risposte forti in un momento in cui il ciclismo stava per essere veramente condannato ad essere la disciplina del doping. Siccome sappiamo tutti che non è così, che il ciclismo è sano, che ha una base territoriale associativa sanissima, che ha dei tecnici sani, che ha società di grande valore, insomma bisognava dare risposte che il ciclismo non era quello che la stampa voleva far apparire. Il ciclismo è questa realtà, siamo tutte persone degne di rappresentare il ciclismo e dovevamo rispondere in maniera adeguata. Abbiamo sbagliato tempi, lo riconosco, però riconosco pure che c'è tutto il tempo per modificare, il segnale andava fatto, l'importante è che sul contenuto dell'alleggerimento della pressione agonistica nei confronti delle categorie giovanissime si sia tutti d'accordo, questo ci viene confermato e siamo contenti di aver fatto quello. Poi le assemblee ci diranno come modificare, noi diligentemente risponderemo in maniera professionale e di competenza mettendo in campo quello che ci verrà proposto. Presidente, i rapporti con Bettini? Paolo Bettini è assolutamente buono, sta facendo un ottimo lavoro, l'abbiamo convinto a prendere un incarico nel momento peggiore della sua vita. Lui non ha un Paolo Bettini in squadra, e peraltro abbiamo avuto problemi anche di etica, tra virgolette. Alla fine lui ha seguito il suo percorso, perché a Paolo Bettini è difficile imporre delle cose, il Presidente non lo imporrà mai a lui, come non l'ha mai imposto negli ultimi 8 anni a nessun tecnico di qualsiasi disciplina. Abbiamo fatto un percorso in comune, alla fine ci trovavamo allo stesso capo. Abbiamo optato per rischiare con i giovani e io credo che perdere con persone che hanno avuto e dato tanto alla nazionale, perché reciproco rispetto ci mancherebbe altro, non abbiamo voluto con questa maniera sanzionare nessun tipo di atleta. Ho parlato personalmente con tutti gli atleti, con un atleta che alla fine veniva escluso. Io dico che il tempo ci ha dato ragione, perché oggi tutta la valanga che c'è stata sul fenomeno Armstrong ha trovato il ciclismo italiano preparato, perché oggi la Federazione Mondiale deve recuperare e mostrare la faccia, cosa che noi abbiamo fatto un anno fa, convocando gli Stati Generali, mettendo in campo paletti e strumenti significativi. Oggi, pur nella drammaticità del momento, perché non è bello per nessuno quello che sta succedendo, ma il ciclismo italiano ha già aperto una strada e un percorso, e mi fa piacere che il ciclismo mondiale ancora una volta prenda quello che ha fatto il ciclismo italiano come percorso per venire fuori da questa situazione. Pista, ciclocross, anche nel giovanile si è avuto un incremento in questi 4 anni. Sì, sono momenti giustamente di consuntivo, un consuntivo non solo dell'anno, perché è stato un bell'anno questo. Fra una settimana, poco più, fra 15 giorni andremo alle premiazioni regionali, dove avremo praticamente una cospicua ed importante situazione a tutti gli effetti, a cominciare da 3 ori nelle Paralimpiadi, che portano un grandissimo lustro. Ma al di là di questo è tutto l'intero del movimento, che se ne dica o si vociferi in giro, sostanzialmente in 4 anni credo che onestamente mi sento di dire che abbiamo fatto veramente dei passi da gigante, al passo con i tempi attuali, che è una cosa veramente molto molto importante. Siamo in una situazione di contrazione economica non evidente, molto ma molto di più, perché noi come istituzioni non ci possiamo mettere sul piano di una società a portare via o a scalfire anche minimamente quello che sono i supporti per l'intera attività delle varie società e delle varie organizzazioni. Giustamente cerchiamo di pelucare, diciamo, di qua e di là, e ci rendiamo conto delle grandissime difficoltà. Nonostante questo però il movimento ciclistico veneto è più che sano, perché nonostante tutto l'anno scorso abbiamo avuto ben 66 gare in più, quest'anno ne abbiamo avute 38 in meno, ma se noi calcoliamo che di quelle 38 con 3 weekend abbiamo dovuto diversificare l'attività, perché tutto viene detto sì, c'è il blocco, non è un blocco, è una diversificazione di attività. Dobbiamo cercare di essere in sintonia con quelli che sono stati i dettami ricevuti dal nazionale e giustamente interpretati in loco, ecco.
Ben rientrati in studio. Allora, Renato ci ha dato un po' delle indicazioni di quello che è stato anche, a parer suo, ma non soltanto, una sorta di controversia con tante anime del ciclismo. Però non dice una sciocchezza sul fatto che qualcuno doveva porci qualche limite alle nostre, diciamo così, piccole nefandezze, perché il doping comunque è qualcosa di problematico. Abbiamo visto che non sempre il Pro Tour vanno coloro che hanno dei meriti, e quindi sarebbe giusto che cominciassero ad ascoltare anche gli italiani e queste proposte, quella per esempio che dicevi tu poco fa sul discorso di dare dei punteggi per far sì che una multidisciplinarità abbia un senso veramente valido. Beh, sicuramente quando si è i primi a proporre delle cose, a parte che poi la cosa della multidisciplinarità non è arrivata dall'Italia, ma è arrivata proprio in seno all'UCI, probabilmente secondo me spinta dai paesi del nord Europa, dove ovviamente il ciclocross ha un altro peso, ok? Però comunque se queste proposte venissero valutate in maniera positiva sarebbe idoneo e auspicabile che in Italia già si avesse la mentalità per arrivare a questo. Il problema è che al momento in Italia non ce l'abbiamo, perché se questa proposta passa, in Belgio non hanno nessun tipo di problema a trovare i corridori validi da mettere nel Pro Tour. Qui saranno in sempre Italia più forti. Chi mettiamo? Chi mettiamo in Italia adesso? Saranno sempre più forti. Ma chi mettiamo in Italia? Se leviamo i corpi sportivi militari, tutti gli altri, l'abbiamo già detto, è gente che va a lavorare e fa l'elite. Va anche forte, ma è gente che va a lavorare, non hanno avuto una possibilità di poter fare il ciclista professionista. Allora perché dobbiamo andare a riciclare quelli? Io sono contraria a dire ricicliamo quelli che hanno snobbato il ciclocross. Perché? Perché non diamo la possibilità a quelli che hanno creduto dall'inizio al ciclocross? Cioè è brutto vedere, bisogna sempre, in Italia è così, allora non abbiamo i campioni, bisogna per forza andare in cerca di gente che magari non gliene frega niente di fare il ciclocross. Solo perché è il nome. Non lo fa per farti un piacere. E perché non andiamo a puntare a far crescere chi invece il cross l'ha sempre amato? Questo è il problema. Ecco, tu rappresenti alcune aziende, e quando andate al nord avete più piacere di sponsorizzare, tra virgolette, ma così se ne va via anche una parte di anima italiana. Cioè, andate là perché la differenza è proprio tutta l'ambaradan, la tanta gente, conta molto. Perché c'è la gratificazione da parte del pubblico, dei corridori per le aziende, cioè noi andiamo a presenziare a queste gare, adesso siamo sponsor di Coppa del Mondo a Roubaix noi, perché abbiamo la squadra, l'Ille Métropole di Roubaix, che organizza la Coppa del Mondo e io devo partire dall'Italia per andare a Roubaix a fare le solite cose che facciamo ogni domenica. Potremmo farle anche qui da noi. Però là mi pare io devo andare a Roubaix. Sì, ma lì mi pare che provano, testano la sella. Testano, provano, fanno di tutto. Cioè tu puoi essere anche sponsor, però abbiamo gratificazione perché io quando col mio motorhome mi metto dentro lo stadio di Roubaix, certamente ho un'immagine interessante, importante per quello che poi io do alla società per l'organizzazione, cioè la mia contropartita è valida là, cioè ho contropartita da parte di chi organizza. Io sono convinto che non è che stiamo parlando di fantascienza, tra poco diamo la linea agli junior, una gara internazionale che tra poco andrà in onda a marzo, hanno la mentalità per donne di fare qualcosa, il paddock, è vero, mi vuoi spiegare brevemente come faranno, già di come hanno in testa di organizzare? Quest'anno ho avuto l'onore di entrare anch'io in questo gruppo di lavoro del Grand Prix Città di Padova, che è una gara su strada per donne elite, professioniste, che negli anni è cresciuta. Allora sono molto attenti a ricevere il carrozzone. Esatto, cioè, visto che sarà una gara appunto 1.1, quindi dopo la Coppa del Mondo è la prima gara per importanza a livello internazionale, sono attese moltissime squadre a livello internazionale, moltissime nazionali, moltissime campionesse, si vuole creare un evento a tutto tondo, quindi una settimana che giri attorno al ciclismo rosa e al ciclismo in generale, quindi una zona expo, dei convegni e un evento vero e proprio. Alla fine c'è un investimento, ci sono molte forze che si uniscono, però sono convinta che verrà un ottimo risultato e sarà l'ennesima dimostrazione che in Italia, se ci si mette d'accordo, le cose belle si fanno. È quando c'è invidia per uno e per l'altro che vengono fuori delle schifezze. Sono d'accordo, queste sono parole sante, cara la mia ragazza, proprio parole sante. Juniores.
Ben rientrati per quanto riguarda questa bella corsa campestre di ciclocross, anche se Lenia mi guarda male, corsa campestre, quale bestialità, però devo fare un plauso agli organizzatori, adesso, indipendentemente dalle simpatie, dalle antipatie, però qua c'è uno Zussa che quando fa le cose, e insomma le vediamo, bisognerebbe prendere anche spunto da questi uomini che sanno come organizzare, Lenia. Sicuramente queste sono gare storiche e sono all'interno di un contesto dove c'è sempre stata gente. Nel frattempo abbiamo visto gli junior che sono partiti, anche qui insomma non male come numero, una quindicina, insomma hanno state le concomitanze, le donne una 11, quindi tengono sempre botta nonostante le concomitanze, qualcuno sempre resta, e poi vedremo ovviamente gli amatori che faranno da padrone, insomma sono sempre i più numerosi, ecco. E qua vedremo se si replicherà tra Zoppas e Dal Grande la sfida delle ultime 2 tappe, dove ha visto vittorioso proprio Dal Grande Giuseppe, ma sicuramente oggi per lui sarà una gara molto difficile perché è un terreno dove si può veramente, dove Zoppas può ambire alle sue caratteristiche migliori, insomma di potenza, di agilità, mentre Dal Grande abbiamo detto che ha bisogno di terreni più pesanti, anche perché così riesce a esprimere maggiormente la sua potenza. Vediamo già subito Zoppas nelle prime file, Dal Grande è dietro, subito con Valentini, Mariuzzo, Gianella, poi tra poco vedremo anche le donne che lì subito si attestano le migliori per la sua serie, per la sua fascia. Paola Magnago sta vincendo sempre per la sua categoria, poi dopo nel compenso arriva sesta, settima, però nella sua fascia, che è quella che poi dopo dovrebbe ambire ai campionati italiani, sta facendo molto. Sì, oggi non è un percorso per la Paola perché è molto da spingere, non è molto bagnato, però abbiamo visto insomma davanti sono molto allungate oggi, e Anna Oberparleiter e Deborah Soligo con Nicoletta Bresciani sono le 3 open che stanno tirando lì davanti, però è un percorso che comunque se si sa stare a ruota si riesce anche un po' a restare insieme. Anna qui ovviamente sfrutta un po' le sue doti da biker, ha provato a farla in bicicletta, però ha perso di più, quindi forse era meglio che la faceva a piedi, visto che mi ascolta, so che lei ascolta sempre, e vediamo poi tutte le altre. Anche qui ci sono già i primi master in mezzo come al solito, e quindi anche qua probabilmente sarà anche determinante, perché su dei rettilini molto lunghi riuscire a trovare qualcuno a cui stare a ruota fa la differenza. Dobbiamo scrivere una letterina come si fa a Babbo Natale a Salvador: caro Salvador, fai partire una volta prima la fascia 2 e poi le donne, potrebbe funzionare, la scriviamo oggi per consegnargliela domenica. Speriamo, dai, tanto non cambia niente alla fine, è solo per noi, per avere un po' anche il modo di giocarsi tutte le proprie carte, perché poi c'è chi è più scaltra nel partire, si intrufola, e chi magari ha un po' più paura e non riesce, invece così partendo tutte insieme per ultime, insomma. Qui vediamo Giuseppe Dal Grande con Zoppas, questo è un percorso molto più idoneo a Zoppas ovviamente, e vediamo già la Deborah Soligo molto pimpante oggi con la Anna Oberparleiter, e Nicoletta Bresciani è già staccata, quindi davanti si giocheranno la gara loro due. Beh, certo la comparsa non la fa né la Selva né la Fontana né la Maronese, che sono lì, però certo l'impronta oppure la potenza della Oberparleiter, della Soligo si sta facendo vedere. Beh, sicuramente poi sono ragazze che hanno fatto tutta la stagione di mountain bike, quindi hanno sicuramente una gamba diversa da chi magari sta puntando solo al ciclocross, e poi dipende sempre dai percorsi, insomma, in questo tipo di percorso chi sa spingere può fare la differenza. Io mi ricordo quell'anno che ho vinto io, sono andata via a metà gara e sono arrivata con 3 minuti, quindi alla fine è così. Bene comunque Moreno Pellizzon per andare con gli junior, anche Alessio Baratin, che l'abbiamo detto, l'abbiamo ricordato anche settimana scorsa, questo ragazzo intanto mi pare uno che sappia svolgere bene i compiti a casa, no? Però sta andando veramente alla stragrande, abbiamo visto anche Bondavalli, Alex, ma su Baratin mi piacerebbe soffermarmi. Sì, sicuramente, insomma, Alessio è una bella scoperta delle ultime gare, sta andando molto bene, e io lo aspetto alla gara di casa, perché secondo me la gara di casa avrà molte motivazioni. Nel frattempo, insomma, abbiamo visto che Moreno Pellizzone è rimasto a fare il trofeo Triveneto, quindi insomma abbiamo comunque dei pezzi da 90, perché insomma sono ragazzi che sono sempre lì davanti anche in ambito nazionale, e abbiamo visto come invece davanti vediamo l'Anna Oberparleiter e la Deborah Soligo che si stanno veramente dando battaglia, con l'Anna che è leggermente avvantaggiata a Deborah. Qua vediamo lo Zoppas che risupera Dal Grande, vogliamo ricordare che poi dopo chiaramente proprio a Faidio Derzo
ci sarà una bella gara, ma una grande copertura della RAI, per cui voglio dire anche Baratin sta lavorando molto per questa gara e sicuramente la sentiremo il profumo del Nord Europa. Sicuramente sono attese anche atleti e atlete straniere. Io ero in Svizzera ieri e mi ha dato la conferma la campionessa svizzera Jasmine Eckermann, che ha vinto anche l'anno scorso, e ovviamente lì si vede proprio lì purtroppo si vede la differenza tra le straniere e le italiane, però lo spettacolo è veramente notevole, ecco. Quindi auguri a Mirko Baratin, ma soprattutto andiamo a vedere su Stefano Troiani e anche Yuri Pessotto, che sta andando anche bene oggi, e questo vuol dire molto. Abbiamo rivisto con il dorsale numero 10 Bondavalli, che anche lui mi pare che stia andando molto bene, anche Andrea Bravin oggi leggermente sottotono. Sì, insomma dipende, come ho detto, dai percorsi. Giuseppe Dal Grande ha staccato. Un tira e molla, È un tira e molla, però ho paura che adesso è più stato molla che tira, quindi insomma Zoppas lo vediamo, ha già un bel vantaggio e insomma sono i percorsi di Flavio questi, ma ci sta, insomma mi piace vedere questa bella lotta e spero che sia così fino alla fine. Moreno Pellizzon nel frattempo è già al comando e sta per arrivare, eccolo qui vittorioso, quindi Moreno l'ennesima conferma insomma che è un grande talento, è l'ex campione italiano in carica degli allievi, e dovrebbe arrivare adesso anche Alessio Baratin al secondo posto. Poi abbiamo Stefano Bollandrini, Casanova Pressotto, Yuri, poi abbiamo Troiani, Felice, Thomas, Bondavalli, Bravin, Marcato. Poi dopo, per quanto riguarda le donne, adesso dovremo vedere insomma l'arrivo, questa è Chiara Selva che è doppiata, e dovremo vedere l'arrivo di Anna Oberparleiter, mia compagna di squadra, quindi è bravissima Anna anche lei, questa vittoria. Nel frattempo però vediamo e raccontiamo l'arrivo di Zoppas, quindi Flavio Zoppas che vince su il Beppo Dal Grande, eccolo qui Flavio, insomma non ci sono termini, bravo, oggi bravissimo. Quindi Flavio che va a vincere su appunto Giuseppe Dal Grande, e Ignazio Giannella che insomma è sempre lì davanti, Renzo Valentini, Gianfranco Mariuzzo, Daniele Savio, Maurizio Busato, Bellante Dario, Mauro Braidot e Marco Sponga. Nel frattempo vediamo, dovrebbe arrivare anche la Anna, no, questa è un'altra doppiata. E la Fontana Genni doppiata. Arriva anche Giuseppe Dal Grande, quindi stanno arrivando un po' tutti. E comunque andiamo a dire un po' l'ordine d'arrivo anche delle donne, con questa è la Maronese che anche lei è doppiata, Anna Oberparleiter che vince su Deborah Soligo. Sarei contenta perché è una tua compagna di squadra. Sono contenta, sì, perché noi ci siamo divise un po' di qua, un po' di là, e abbiamo fatto dei buoni risultati in questo weekend, quindi penso che anche Garniga sia contento. Eccola qua, Anna Oberparleiter su Deborah Soligo, quindi la vittoria della Anna, anche lei dopo tanti piazzamenti una bella vittoria. Deborah Soligo, Nicoletta Bresciani, Paola Magnago, Chiara Selva, Jenny Fontana, Silvia Maronese, Susan Tavella, Lara Torresani e Anna Santifaler. La Santifaler che gli scorsi anni mi pareva molto più pimpante di quest'anno, però insomma va bene anche, così la abbiamo vista che si è attestata in nona posizione, questa abbiamo detto è la Bresciani che si classifica in terza posizione, ma la Paola Magnago, campionessa italiana nella sua fascia, vince per la sua personalissima categoria, ma è nona assoluta. Se l'Italia è oramai una tradizione, una bellissima vittoria. Sì, è una bellissima vittoria, la mia prima vittoria quest'anno come elite nel ciclocross, e sono tanto contenta, molto. Ben rientrati, tra poco la gara clou, Under 23 Elite e fascia 1. Noi abbiamo parlato molto dei corridori, abbiamo visto che Zoppas sopravanza Dal Grande, in vetta alla classifica poco successo perché tutti i capi di serie erano assenti, però allora, adesso però Ilenia, io vorrei fare un plauso intanto agli organizzatori di Godega, di Sant'Urbano, di Bibano, perché secondo me là abbiamo già cominciato ad assaporare quello che vuol dire il ciclocross, e sono convinto che a FAE faranno cose esagerate, perché là è proprio come entrare in Belgio, ragazzi. Per cui voglio dire, nella sintonia la musica buona si può anche sentire in Italia, non è detto che siano... Beh, io non paragonerei FAE al Belgio, lo paragonerei un po' al Lussemburgo. Prima di mettere piede in Belgio ancora le nostre corse devono crescere molto. Lì è proprio una cultura. Non me ne deve volere il buon Baratin, ma è una grandissima bella gara italiana, però non paragoniamola al Belgio ancora. Però si sente il
Io dico sempre, c'è tanta gente, vedi tanta gente che arriva. C'è la gente che guarda, per carità, bellissima gara, fatta bene, però prima di arrivare a quei livelli là del nord dobbiamo ancora sudare molto sangue. Io sono convinto che siamo italiani, quindi forza Baratin, forza Salvador, Forza Baratin, perché forza bisogna che tutti. andiamo alla grande. Possiamo andare con gli under? Sì, Elite, Under e fascia 1. Gara questa che fa calare il sipario da Godega di Sant'Urbano. Intanto questo volto qua mi pare di conoscerlo, lo vedo leggermente attapirato, io ho detto, ti ho mandato anche un messaggio, ho visto tuo marito un po' sperso e da solo. Se non poteva venire in Svizzera è andato a Salvatoronda. Abbiamo visto appunto partenza, Elite, Under e fascia 1, è come al solito un po' triste questi numeri, però insomma ragazzi, diamo atto ai ragazzi che c'erano, insomma Pettinà e Martino Fruet secondo me faranno una bella corsa. Ma non solo, abbiamo anche Gabriele Mercante, il quale insomma è sempre un'elite, lo vediamo bello anche lì, tranquillo tra tutti quanti, vedremo dove si posizionerà, soprattutto che abbia fortuna anche lui, perché ultimamente mi pare un po' sfortunato questo ragazzo. Ma per quanto riguarda invece la fascia 1, qui abbiamo Perini, Giuseppin Cais, finalmente che ritroviamo Ivan Cais, orfani di Carmine Del Riccio, il quale chiaramente è andato al sud per il ciclocross a livello nazionale. Sì, orfani di Del Riccio e anche di Diego Rettis, quindi davanti vediamo già che c'è Giuseppin con Perini e mio marito, che so che era davanti all'inizio. Cristian Leghissa. Esatto, mentre tra gli elite abbiamo visto già Fruet e Pettinà, quindi saranno loro due che si giocheranno la vittoria oggi. Ricordiamo che Pettinà è un under 23, mentre Fruet sarebbe l'elite, uno tra i due elite, perché l'altro mi pare che sia proprio Gabriele Mercante, e quindi se la giocheranno loro due la piazza tra il primo e il secondo. Ecco, è spiacevole vedere soltanto due elite, però diciamo che con gli under 23 sarebbe bello creare una maglia unica, proprio perché avrebbe più senso sicuramente, perché vedere due soltanto atleti e manca la maglia di leader, accorpare una maglia sola e casomai darne una in più alle donne potrebbe creare quella democraticità delle maglie che potrebbe andare bene anche per le donne, Ilenia. Beh, quello sicuramente, anche perché comunque sarebbe giusto che le donne junior avessero una propria maglia, anche perché comunque la maggior parte non fa neanche il calendario nazionale, quindi erano qui a correre ed è anche giusto onorare anche queste ragazzine. Detto questo, ovviamente non c'era né Pacagnella né Vesinelli, e Fruet per la sua categoria, diciamo che insomma non ce ne voglia Gabriele, però insomma ha una marcia in più, insomma è sempre Martino Fruet. Mentre nella gara amatoriale insomma è una bella gara, perché abbiamo visto appena adesso appunto Cristian Leghissa che è passato davanti con Giuseppin, e è una gara bella battagliata, ecco. Ebbene, vediamo proprio Paolo Perini dell'Altair, che oltretutto ha anche organizzato settimana scorsa la gara, abbiamo detto, della Tregenda, mentre qua vediamo che proprio davanti a Fruet abbiamo visto proprio Nicolas Pettinà del gruppo sportivo Forestale, che lo sorpassa a velocità doppia. Evidentemente avrà avuto qualche problemino tecnico Fruet, perché era veramente abbastanza in maniera importante davanti. Cristian Leghissa, che sta facendo una bella gara, chiaramente si attesta intorno alla sesta posizione, dietro di lui c'è soltanto Da Ros, Perin, Turchetto e Rucco. Per quanto riguarda e concerne la gara degli under 23, abbiamo sempre davanti Nicolas Pettinà e subito dietro Fruet, lo vediamo, il duo di coppie che si è andato a testare quando oramai manca veramente pochissimo alla conclusione. Paolo Perini, ottimo la sua bella prima posizione, insomma un po' di altari anche per questo atleta. Beh, sicuramente, tra l'altro è successo che Giuseppina e Leghissa hanno forato, quindi ovviamente ora che hanno cambiato in questi percorsi qua ci sta, è il ciclocross, è giusto che insomma oggi Paolo se la merita la sua giornata di gloria. Abbiamo visto poi appunto che i gruppetti sono rimasti quelli, quindi Paolo Perini sicuramente andrà a vincere netto, mentre vediamo che Martino Fruet e Nicolas Pettinà stanno facendo gara comune, però penso sia per uno che per l'altro l'idea non sia di quella di vincere la categoria, ma di vincere poi l'assoluta.
E abbiamo visto, come abbiamo detto, tra la fascia amatoriale e fascia 1, il bel rientro di Ivan Kais, che mi pare sia alla seconda apparizione, se non terza, ma è mancato a parecchi. A me piace questo ragazzo perché ha una grinta eccezionale. Poi dopo segue veramente dagli albori questa trasmissione e quindi è un nostro aficionados della Primora. Ancora davanti Fruet su proprio Pettinà, e un tira e molla questo che vedremo come andrà a finire. Qua abbiamo il corridore con il numero di 5 e si tratta di Luccatello Pietro del Veloce Club Torre Belvicino. Anche qua un po' di Vicenza insieme, oggi mancava il Veloce Club Vo, qua ancora Paolo Perini che sta raccogliendo chiaramente anche la notorietà delle nostre telecamere, visto che in prima posizione non ha mai già dalle prime tornate. Un momento diciamo così, il pit stop. Piacerebbe poi dopo vedere come funzionano anche questi pit stop che sono affascinanti. Beh, sicuramente sono interno alla corsa, inside the race, che insomma per appassionato, magari quello che non capisce tanto, però sono determinanti, perché poi su percorsi dove serve cambiare le biciclette, dove ci sono delle forature, dei guasti meccanici, se non ci fosse la zona cambio sarebbe difficoltoso, insomma gli atleti dovrebbero appunto lasciare la corsa, invece così c'è anche la possibilità di riuscire a rimanere in corsa nonostante forature o incidenti vari. Abbiamo visto poi Ivan Kais che chiudeva questo gruppetto di corridori, Daniele Caldart, questo è il numero 136, quindi si parla sempre di Paolo Perini, il leader di questa gara odierna, dove l'abbiamo visto interprete veramente alla stragrande. Anche Sergio Giuseppin mi pare in seconda posizione, sta andando molto bene. Questo è un pezzo di tratto, diciamo così, più comodo, ci sta anche questo. Ci sta anche questo, anche all'estero è così, insomma c'è dell'asfalto, il ciclocross è bello per questo perché è un po' un misto. Nel frattempo vediamo Nicola Pettinà che è riuscito a staccare Martino Fruet ha avuto un incidente meccanico proprio verso le parti finali della corsa, però insomma bravo Nico, perché insomma Nico è uno dei nostri giovani che cresce molto bene anche questo, dal mountain bike al ciclocross, è anche per lui una bella vittoria. Fruet ha piantato un petardo contro una transenna che non so come ha fatto a stare in piedi, ha spaccato poi anche il sellino, meritatamente al secondo posto, però comunque vittorioso tra gli elite, quindi lui è andato via incavolato, dice almeno questa voleva vincerla, però tra gli elite lui è il primo. Poi segue Paolo Perini quanto riguarda terzo assoluto, non male Paolo Perini terzo assoluto che è primo della fascia 1, poi dopo segue Giuseppin Sergio, Kais, Bolzan, Calderar Leghissa, quindi tuo marito, Daros, Perin, Turchetto, Rucco. Per quanto riguarda invece gli elite, Mercante Gabriele si attesta in ottava posizione, non assoluto Leghissa e Daros. Per quanto riguarda invece gli under 23 abbiamo detto Nicola Pettinà vince. Su Carlo Anzolin, Pietro Luccatello e Fabio Fontanari. Quindi questa è la composizione di tutte quante le tre categorie. Ecco, una bella nota interessante, ci ha fatto visita. E intanto vediamo Ivan Kais che è tremendo sto ragazzo, addirittura esulta e bene fa perché la terza posizione è importante. Insomma, su tutto è venuto a trovarci il presidente della Federazione Ciclistica Italiana Renato Di Rocco, al quale gli abbiamo rivolto alcune domande. L'intervista integrale ve la proporremo in 3 spezzoni perché è molto lunga ma anche molto interessante. Quindi bene ha fatto venire a trovare la parte più a nord di questo ciclocross, con la sua presenza insomma ha dato quel tocco in più. Ben rientrati in studio, allora siamo poi in chiusura. Domenica prossima, manifesto alle mie spalle, saremo proprio ad Asiago, si spera che non piova, forse nevicherà. Ma forse farà bello, forse piove e se c'è una perturbazione che viene dal nord forse anche nevica. Il percorso, come dice lei Lenia, sarà un percorso alla Svizzera, tecnicamente perfetto, grandi curvoni da fare, grandi pendenze, tratti a piedi, tratti in asfalto, la logistica, il palazzetto del ghiaccio di Asiago, perciò il massimo che si può dare, e speriamo che ci sia anche del pubblico perché abbiamo fatto un po' di propaganda ad Asiago e qualcuno ha detto verremo a vedere anche la gara perché oltre all'uscita a fondo potranno anche
deliziarsi un po' nel vedere le gare di ciclocross. Io credo, Ilenia, che il ciclocross è bello per la gente che lo viene a vivere una volta. Il problema è che non riusciamo a spingere la gente a farlo venire a vedere dal vivo, live, perché sennò avrebbe tutta un'altra forma. La comunicazione in questo conta molto. Perdonami, io credo che tante aziende anche lasciano in mano la comunicazione a dei perfetti imbecilli. Questo è un mio pensiero, ma funziona così da 30 anni. Funziona così perché ci sono alcuni comunicatori che danno in mano delle organizzazioni a gente che chiede un botto di soldi per organizzare gare che poi costano un decimo. Cioè bisogna anche smetterla. C'è la vera razza del ciclismo, quella seria, serena. Credo che siano i Baratin, che siano i Salvador, e questa è la strada. Poi forse devono cambiare anche loro qualche regola, cercare di aprire un po' le vedute, vedere di cambiare delle cose, però quando farai un discorso come diceva Enrico, una giornata con un percorso veramente perfetto, bisogna fare della propaganda. Quando prima mi diceva che in Belgio ci sono 40-50.000 persone a 40 euro a testa per venire a vedere un evento straordinario, quindi voglio dire, non è la colpa tanto dell'organizzatore, l'organizzatore ci mette già del suo. L'organizzatore già ci mette del suo, è proprio una questione di mentalità adesso, e quindi... e deve essere supportata da dei vertici. E ci vuole anche una bella spinta a livello comunicativo, gente che lo fa di mestiere, che sia appassionata, perché io sono dell'idea che se tu... Io penso non avrei fatto altro lavoro. Io sono una comunicatrice per professione, anche di aziende, però faccio aziende nel mondo del ciclismo sport. Non andrei mai a fare la comunicatrice di lampadari perché non mi interessa, non mi piace, non ci metto il cuore in E oggi ci sono delle grandi possibilità per Ci sono grandi possibilità se si sa lavorare bene e soprattutto se si prende a tesoro tutti i suggerimenti che arrivano dall'esterno e soprattutto se si fanno le cose col cuore, perché ci tieni che questo movimento cresca. Se lo fai solo per i soldi o solo per altre cose, il movimento non crescerà mai. Bene, siamo proprio in chiusura, amici telespettatori. Adesso proprio, tanto per chiudere, che ci va un po' quella che è la crema, quelle che sono le parti federali che contano, stiamo andando alle votazioni, allora cerchiamo di comportarci onestamente, smettiamola con queste deleghe, perché è una pagliacciata. Sarebbe giusto che ognuno andasse a esprimere il proprio voto per quello che pensa e non delegare altri alla democrazia. La democrazia non si delega, è nella Costituzione italiana, la democrazia è una questione che appartiene a tutti noi e quindi è giusto ed è ingiustificato delegare altri, perché delegare altri vuol dire che la democrazia la deponi ad altre persone. È sbagliatissimo, credo che questo debba essere riveduto e spero tanto che coloro che poi alla fine saranno eletti perché sono loro eletti. L'elezione si elegge qualcuno che è al di sopra e spesso purtroppo vediamo che noi eleggiamo gente che non si merita di essere eletto. Allora crediamo che questo sia una cosa importante, vero? Beh, sicuramente io auspicherei, siamo nell'era di internet, basta. Dopo un quarto d'ora siete frenati. Non possono votare tutti, io vorrei votare, ma perché io mi devo candidare a 3.500 cose per dare un voto a livello nazionale? Adesso basta veramente un pulsante, quelli sono gli eletti, arriva una mail a tutti i tesserati, veramente tutti i tesserati, e chi vuole vota e poi vediamo subito, cioè il risultato è subito. Insomma, lo fanno con i concorsi a premi e con le cose stupide della televisione e non riusciamo a farlo con delle cose serie. Però questo problema, Nicola, non è solo la Federazione Ciclistica Italiana, è un meccanismo che c'è in tutte le federazioni. Quindi bisognerebbe, secondo me, aprire... Ma non lamentiamoci che vediamo sempre le stesse facce in tutte le federazioni da 40 anni, 50 anni a sta parte. E poi dopo ce lo meritiamo. Allora, io ti ringrazio Enrico, ci diamo l'appuntamento allora ad Asiago, la prima gara parte a che ora? A mezzogiorno. Quindi, e poi a seguire le altre, speriamo che ci siano concorrenti, se no... cerchiamo di condensare, magari facciamo 2 gare solo. Guarda, mi metterò io in pantaloncini e correrò anche io. Ilenia, ti aspettiamo allora in pantaloncini. Tu ci sarai? Sì, dovrei esserci. Sì. Benissimo, l'appuntamento lo vuoi dare tu per settimana prossima? Certo, l'appuntamento come al solito la domenica nei campi di gara e il giovedì come al solito sulle nostre frequenze. I'm the Invisible Man.